Io ci sarò. Sarà presente anche il governatore veneto Luca Zaia al momento clou della 91esima adunata nazionale degli alpini a Trento, quello della sfilata di domenica. La 3 giorni si è aperta in queste ore con la cerimonia dell'alzabandiera in Piazza Duomo. Autorità civili e militari e una folla di curiosi hanno partecipato all'appuntamento nel cuore della città. Poi la toccante cerimonia alla Campana dei Caduti sul colle di Miravalle a Rovereto, dove le penne nere hanno portato la fiaccola per la pace realizzata dai giovani delle sezioni ANA di Trento e Bolzano, saliti a piedi dal sacrario di Casteldante. Circa 150 gli alpini veneziani che partecipano alla dunata, portando avanti una lunga tradizione di legami tra laguna e montagna. Si va da Cavarzere fino a San Michele Tagliamento. Per cui convivono anche realtà che sono molto vicine, per esempio al Friuli, no? Specificatamente a Venezia, però c'è una tradizione di amanti della montagna, di alpinisti, di persone che hanno sempre amato gli alpini che sono significative. Abbiamo un bel gruppo di più di 100 persone che segue queste tradizioni.